Ma ciao a tutti amici, da Napoli nell'87. Prima di cominciare con il video vi invito a lasciare un bel like, l'iscrizione al canale, attivate la campanellina per restare sempre aggiornati con i video di Napoliello e condividete il video con i vostri amici e i vostri parenti. Parliamo della partita, il Napoli vince 3-2 con l'Empoli in Coppa Italia, però ragazzi quanta sofferenza, ancora una volta. Prima di tutto faccio i complimenti all'Empoli per la partita che è venuta a giocarsi a Napoli. Una partita che ci ha messo in enorme difficoltà. Complimenti all'Empoli. Per riguardo il Napoli, non ci siamo sullo stesso palla. Il gioco che non ci sta proprio. Anche oggi gioco penoso del Napoli. I primi 15 minuti del secondo tempo abbiamo fatto una grande partita. All'approccio bene, però poi ragazzi, ci complichiamo sempre le partite. Bene Di Lorenzo per il gol. Bene il secondo gol di Lozano, che oggi, ragazzi, che dobbiamo dire a Lozano? Che ancora una volta è quello che ci mette il cuore, l'anima, che suda sempre la maglia per il Napoli. Oggi fornisce un assist perfetto per Di Lorenzo e poi fa un grande gol. Ragazzi, è l'unico che si salva. Insieme a lui Politano, che ha fatto una grande partita, non è riuscito a segnare. Ma sono pochi i giocatori che si salvano di questo Napoli. Ma tu ancora mi fai giocare Lobotka, a capibomba, ancora lo metto in mezzo campo, che tu se mai coraggio di metterlo a giocare a questo titolare, po'. Capisci che giochi con l'Empoli, con tutto rispetto per l'Empoli, noi questa partita, se siamo il Napoli, la dobbiamo portare a casa almeno vincendo 3-1, un gol lo puoi subire, sì, anzi non lo dovresti nemmeno subire, 2-0, 3-0 sta partita, invece addirittura ti sei fatto riprendere il risultato 2 volte. Ben 2 volte, ti hanno fatto 2 gol, l'Empoli ti ha fatto 2 gol, una squadra di Serie B. Ragazzi, siamo messi male, siamo scandalosi, un centrocampo che fa schifo, lo bot che chilate demme. Ragazzi, ma tu li vedevi tutto ammucchiato là, e l'Empoli arrivava facilmente alla porta e ci avevano appallonata, hanno tirato tante volte, sono venuti avanti alla porta, avanti al portiere. I terzini che sanno fare la fase offensiva e poi in fase difensiva fanno pena, specialmente Gulam. Di Lorenzo qualche volta in copertura ha fatto bene, però ragazzi anche lui ha i suoi limiti, pure in fase difensiva, in fase offensiva ok, ha fatto bene, ha fatto pure gol, ma in fase difensiva stiamo guaiati. Entra Fabio Arruz e Zelinski nel secondo tempo, sì, prendiamo un palo, ma ragazzi stiamo sempre fermi, stiamo sempre bloccati lì, mentre l'Empoli lo vedi che palleggia, va più veloce di noi, ma che è? Ma che cazzo teniamo, che teniamo, che cosa che ci pesi in te mutande, che ce la fanno a correre? Petagna segna, poteva segnare solo così Petagna, innanzi alla porta. È un attaccante Petagna, è un attaccante, poi c'è chi lo difende ancora, c'è chi lo difende. Llorente non doveva giocare lui titolare, non dovevi dare la chance a lui di farsi vedere, no, anche se mosse qua non le capisco. E il Mas, ma che è? Venne la Macedonia, vattene una volta un mezzo a frutto, vattene, perché non ti si è visto proprio, ne hai fatto inutile in porta, ne hai fatto. Perché chi le chiama? Tira chi le che fai? Insigne, Insigne ce l'ha con questi tira a giro. Se vuoi tirare a giro sempre, ti piace girare, vattene fuori a casa, voglio girare. Se no ti porto una ruota panoramica e te la vedi, vedi come gira quella ruota. E tira, porti 3 castagne, non ti metti a fare sempre che li tira a giro. Mamma Carmine, c'è sfrantumato, sì, c'è sfrantumato. E niente ragazzi, sì, soddisfatto per la vittoria, perché comunque andiamo avanti, ma il risultato, ragazzi, non so, se mi chiedete se sono contentissimo, no. Sono contento per il risultato, ma non posso essere felice di aver vinto 3-2 con l'Empoli. Ci capiamo o no? Ragazzi, bisogna migliorare con il gioco perché non ci siamo. Bisogna essere più concreti in attacco, ma meno male ritorna Mertens, perché almeno abbiamo una punta, sì, non è alto. Sappiamo che sui colpi di testa farà fatica perché non è cosa sua.
Però almeno è un giocatore abile che sa fare scambi con Insigne che si trova a memoria, con Lozano loro tre io penso faranno bene, poi Mertens è uno che la porta, la vede rispetto a Petagna, cioè mi dispiace ma Petagna non è cosa sua, protegge solo il pallone ma non è capace di avere quella cazzimetria in porta e fa gol, ragazzi ha fatto quel gol che vi ripeto se l'è trovata lì e l'ha spinta dentro, perché se no nemmeno lo facevo gol. Niente, voglio, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se non avete ancora fatto, e che aspettate, voglio che io porto la ruota panoramica Insigne e vi iscrivete al canale, e chiamia, e voglio, non ci siamo proprio, sì, ci abbiamo mangiato un gelato San Montana, però su gelati ci ha fatto male, voglio. E buona serata a tutti amici, da Napolil 87, e come sempre voglio, forza Napolese.